Nell'episodio precedente, il video che state per vedere è stato girato a settembre 2020, dove il DPCM, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prevedeva l'uso della mascherina all'aperto dalle ore 18 in poi. Per foto e riprese invece si ringrazia troniclub.it di Marco Zanella. Buona visione! Ciao a tutti! Sono stato invitato a partecipare al quarto campionato degli amici Kart Triveneto GP7 in pista azzurra. Non vedo l'ora di provare questi go-kart Sodi 390 e non ho mai provato nemmeno la configurazione della pista azzurra in modalità full track. Ma che tipo di gran premio sarà? Ve lo spiego subito. Sarà un gran premio 10 minuti qualifiche, 20 minuti di gara. Eccoci ragazzi, pista azzurra, kart numero 21. Andiamo a vedere che cosa combineranno i piloti nella qualifica 10 minuti per il GP7 amici del Kart Triveneto. Giro dopo giro, macino, memorizzo i punti cruciali e ci do dentro. Vediamo quale sarà il cronometro stampato dal pilota in questo momento, posizione aerodinamica. Vedremo il tempo 1:04.683. Wow, oddio, ma cos'è successo? Johnny 3 è uscito. Sedicesimo. Speriamo bene, però dovrò recuperare in gara. Speriamo almeno 4 posizioni. Spero di arrivare almeno a metà classifica e di non farci male soprattutto. Giro di ricognizione, batteria Bronzo 2. Sta per partire, eccoli che partono, Bronzo 2. E adesso Bronzo 1 come gara, batteria, 20 giri. Adesso ci sarà il sorteggio dei kart. Ragazzi, si inizia, posizionati in griglia, dai che andiamo. È giunta l'ora della gara, è giunta l'ora del verdetto. Questi piloti stanno calcando le orme di chi dal lontano 1962 e poi con la ristrutturazione del 1985 ha corso qui, come il brasiliano Ayrton Senna da Silva, il tedesco Michael Schumacher, il francese Alain Prost. È il campione del mondo di Formula 1 in carica in questo 2020, l'inglese Lewis Hamilton. Si sfideranno su un tracciato lungo 1045 metri, incroceranno traiettorie su una larghezza di careggiata di ben 8 metri, un circuito che prevede anche colonnine elettriche. Ci regaleranno immagini suggestive in un tramonto che sta per iniziare, qui nella ridente cittadina di Jesolo in provincia di Venezia, in un paese dove, diciamocela tutta, non manca nulla. C'è il mare, ci sono posti incantevoli, movida e poi un'area dove scatenarsi a colpi di full gas, battagliando fino all'ultima curva, fino a che non vedranno quella bandiera a scacchi sventolare davanti a loro. Iscritti e non iscritti al canale, benvenuti qui da Manuel Cosimo Muglia a questo campionato degli amici Kart Triveneto, giunto alla quarta edizione. Oggi, in una giornata di inizio autunno dove il sole scalda ancora e sarà una manna per il grip delle gomme, i piloti affronteranno il GP7 qui in pista azzurra, allo sventolio della bandiera dello start, sulle emozioni, sulle pulsazioni, perché oggi il kart ritroverà il suo DNA. Siamo in on board con Johnny 3. E poi la partenza. Piloti, ci siete? Viene sventolata via, partono i 23 kart dalla propria casella di partenza. Da subito Johnny 3 che prova a sinistra all'esterno, prova il sorpasso all'esterno, ma viene già affiancato da un kart sulla parte interna a destra. Giunti alla prima staccata, attenzione, viene superato da 2, 3, 4 go kart. Vedremo se Johnny 3 saprà sorpassare questi kart. Attenzione, si gira subito qui sulla curva di sinistra un kart proprio sul punto di corda. Johnny 3 gli è vicinissimo e purtroppo non riesce ad evitare il contatto. Addirittura si scusa, si fa da parte sulla parte sinistra per lasciarlo passare. Va però a prendere il punto di corda sul tornantino di destra. Attenzione, the show must go on. Continua qui sulla curva di sinistra. Cosa succede? Viene attaccato, viene toccato sulla parte sinistra del proprio mezzo. Johnny 3 non ci voleva. Va a cercare trazione sulla parte sinistra del cordolo. Ancora punto di corda di destra. Giro numero 1, 20 minuti di gara. Ricordiamo che i migliori porteranno a termine 20 giri. Vedremo
Vedremo se Johnny 3 farà parte di questa nicchia di piloti super. Qui in pista azzurra, Jesolo, provincia di Venezia. Ed ecco Johnny 3 che va a riconquistare la posizione persa ingiustamente per quel tocco che ha subito prima sulla curva di percorrenza di sinistra. Sulla parte sinistra del kart è stato toccato. 1-0-6 in questo momento, tutti i kart uno dietro l'altro in fila indiana. Viene portato a termine il primo giro, inizia il secondo giro, giro numero 1 portato a termine in 1:12 e 134 millesimi di secondo. Tornantino di destra, sempre Johnny 3, vede 3 piloti davanti a sé. Vedremo se sarà capace di recuperare le posizioni che ha perso in partenza. Attenzione, 3 kart, si gira il pilota con la tuta blu in mezzo. Rimangono 2 piloti davanti a Johnny 3, pilota con la tuta rossa e pilota numero 21 con la tuta bianca. Punto di corda a sinistra, va a cercare trazione nella parte esterna. Bene qui Johnny 3, uno dietro l'altro, giro numero 2, siamo quasi a metà, quindi vedremo se Johnny 3 riuscirà a recuperare queste posizioni che ha perso nella parte iniziale del giro 1. Si è lasciato sfilare per poi recuperare come un diesel nelle fasi centrali della gara. Vedremo se questa tecnica darà, se questa tattica darà i frutti al pilota di Campagnoli di Brugine. Siamo giunti nella curva di destra, poi sinistra e poi tratto rettilineo, full gas, posizione aerodinamica per il kart con il pilota con il numero 19 con questo soldi 390 cc in 1:05 966 millesimi di secondo. Viene portato a termine il giro numero 2. È iniziato il giro numero 3. Sempre Johnny 3 vede 2 bersagli, 2 piloti, uno con la tuta rossa, vedo rosso della serie, e poi il numero 21 pilota con la tuta bianca davanti a lui. Sempre Johnny 3, curva di percorrenza a sinistra parallelamente alla linea del traguardo, ancora curva di sinistra in questo momento. Johnny 3 che vede quindi 2 piloti davanti a sé, lì in un fazzoletto, tutti attaccati. Johnny 3 dovrà fare il tutto per tutto, parte molto tecnica in questo momento, curva lungo curvone a sinistra, va a cercare della trazione all'esterno, va a toccare il punto di corda adesso a destra, va a cercare la massima velocità, si sta riportando ancora più sotto al pilota che lo precede. Siamo a 53 secondi in questo momento. Johnny 3 va a affrontare il punto di corda, va a tenere giù il piede sul gas, bravo ragazzo, vai a tenere giù il piede sul gas, lì parte veloce come piace proprio a Johnny 3 la parte terminale di pista azzurra. 1:04 294, così si è concluso il terzo giro. Polverone sulla sinistra, avete visto un pilota sulla parte sinistra del vostro schermo, sulle barriere, speriamo non si sia fatto male. Però attenzione, vedete c'è un kart, terzo kart davanti a Johnny 3. Oltre al numero 21 in tuta bianca, oltre al kart con la tuta rossa, c'è un kart col casco nero. Siamo al giro numero 4. Johnny 3 sta continuando il suo recupero, sta continuando la sua battaglia. Vedremo se riuscirà a portare questa battaglia al compimento o se ci saranno degli ulteriori problemi da parte di Johnny 3, perché è stato superato da ben 5 piloti nella parte iniziale. 20 minuti di gara, lo ricordo. In questi 20 minuti di gara i migliori porteranno a termine 20 giri, quindi vedremo se Johnny 3 farà parte di questo ristretto gruppetto dei migliori 20. Giro numero 4 all'atto conclusivo, giù il piede uno dietro l'altro, distanziato di qualche decimo di secondo. Johnny 3 lo conclude in 1:04 339 millesimi di secondo. Attenzione, leggero contatto per il pilota numero 21, però no, contatto tra il pilota numero 21 e il pilota davanti a sé. Andiamo a vedere il replay. Vedete, si affianca, lo va a toccare con la parte posteriore, un leggero sbandamento. Per fortuna entrambi i piloti sono rimasti in pista, hanno mantenuto la loro traiettoria, tranne il numero 21 che è leggermente allargato. Per fortuna la gara continua, nessuno si è fatto male, the show must go on. Ecco che riprende Johnny 3, vicinissimo, prova all'interno, qui non ci riesce, vedremo in questa staccata. No. Sì, ho fatto ragazzi e ragazze, tutto da solo sto giro. Capita di sbagliare, però è stato un evento col botto.
La mia prima volta nel tracciato pista azzurra in modalità full track. La mia prima volta con i go-kart Soddy 390 cc. Sono riuscito a stare attaccato a un gruppetto di 2 piloti dove avete visto ci sono state battaglie, sorpassi e controsorpassi. E poi dall'ultima curva che avete visto dove ho avuto del sovrasterzo e mi sono girato. Come pensate sia andata la gara? Beh, se metti un bel mi piace qui sotto, mi raccomando, un bel pollice in su, ti iscrivi sempre qui giù al mio canale YouTube e infine, se ti iscrivi al mio canale Telegram, ovviamente queste 3 cose sono gratuite, ti porto le immagini finali del 7° GP, 4º campionato Amici del Kart Triveneto in pista azzurra. Quindi ragazzi e ragazze, un saluto da Manuel Cosimo Muglia per gli amici Johnny 3, Daiken Demo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!